Iena. Balizzardo. Ogliastra. Che brani hai... No, quando percepivo le note, no? Chiudevo gli occhi e vedevo i Mamutones, più o meno, no? Che avanzavano, no? Con i loro balli da fermo, oppure avanzando o arretrando con questi, diciamo, no? Con queste pelli, no? Sulle spalle, con questi campanoni. Più o meno, è una musica che rientra anche nei balli di Mamutones. Sì, diciamo di sì. E poi la Roland è bella proprio per questo, perché riesce a imitare i suoni anche della Sardegna, per esempio quella specie di flauto che avete sentito, è il flauto di Pan, che però come suono assomiglia molto a Susullittu sardo, che è un piccolo strumento fatto di canna. E avete sentito anche il suono delle cornamusa, che l'ho abbinato a un suono di fisarmonica. Riproduce un suono molto simile a quello delle launeddas, un antico strumento sardo millenario. Questa musica qui è stata scritta da lei, composta te, hai dovuto riunire tutto te, quindi questo... Sì, io ho riunito 4 balli sardi in un mix, sono i balli sardi più famosi in Sardegna e più ballati in tutta la Sardegna. Quando nel senso che mentre stiamo parlando adesso con me e con voi soprattutto, rivedevo un amico. Io ho avuto tanti amici, ho avuto la fortuna di conoscere anche tante persone per bene nella politica. So che qualcuno di voi non sarà d'accordo, ma tra le persone per bene che io ho conosciuto e che reputo una grande persona fu Francesco Cossiga, che io conobbi da presidente e poi anche quando non era più presidente era presidente emerito. Mi fece dono di un coltellino sardo, quello che tutti i stati tengono in tasca per il puccello, no? per il porcello. Per me fu, quando tu sento questa cadenza incredibile, mi emoziono. Allora, l'amico Alex, grazie.